Bene, eccoci con mister Ferdinando Fornaser. Un buon punto o due punti persi per lei oggi? Difficile dirlo. Io credo che i ragazzi sono stati encomiabili oggi. Ha fatto veramente una grande partita contro la squadra che sicuramente vincerà il campionato. Quindi noi abbiamo fatto il massimo, credo, che potevamo fare. Al 90esimo la partita era persa, al 94esimo la potevamo vincere. Negli ultimi 5 minuti è successo un po' di tutto, saltati gli schemi, saltati gli equilibri. Credo che il risultato fondamentalmente magari sia giusto, meglio noi il primo tempo, decisamente meglio, e Portogruaro il secondo. Alla fine insomma c'è il rammarico, sì, perché magari è l'ultima palla, però va bene così, forse è dove dobbiamo migliorare. Sì, io sentivo qualche commento sugli spalti, sul 2-1 per Portogruaro si diceva che insomma il pareggio era il risultato più equo. Poi avete fatto un primo tempo prendendo due legni, avete fatto il gol, avete fatto l'autogol, insomma avete fatto tutto voi sul primo tempo. Sì, ma abbiamo fatto tutto noi, però ripeto, noi abbiamo fatto il massimo di quello che credo che quelle che sono le nostre qualità. Abbiamo preparato la partita, l'abbiamo giocata come dovevamo fare, di più onestamente era duro chiedere qualcosa di più ai ragazzi. Sì, avete fatto una grande prestazione di squadra perché a livello fisico insomma c'eravate dappertutto. Sì, abbiamo tenuto bene, ma questo non è un problema, la stiamo facendo da 2 o 3 partite, la squadra è solida, deve migliorare sicuramente a livello di attenzione, a livello di episodio, a livello magari di qualità, però questi siamo e continueremo a lavorare fino in fondo. L'ha un po' delusa il Portogruaro o si aspettava magari che molasse un po' la presa visto la prestazione della domenica precedente? No, il Portogruaro, mi aspettavo esattamente questo, il Portogruaro, una squadra solida che gioca, che impone gioco, che gioca nella tua metà campo, che ha forza fisica, credo che le qualità del Portogruaro non le scopro io adesso. Il Portogruaro è una squadra da categoria superiore e il ruolino di marcia fino adesso lo dimostra. Allora, per chiudere, prospettive e ambizioni per la vostra squadra? Noi il nostro obiettivo è la salvezza nella maniera, speriamo, più veloce possibile, okay? Su questo stiamo lavorando, stiamo continuando a migliorare e spero che i risultati magari con un po' di fortuna ci diano anche conforto. Bene, grazie mister. Niente, arrivederci.